Se tu corri in piazza San Marco e gridi all'Akbar, fai 4 passi e ti abbattiamo. Cioè noi ti abbattiamo, abbiamo i cecchini, ti abbattiamo. Abbiamo aumentato le difese. L'ha ripetuto per ben 2 volte consecutivamente il messaggio tra provocazione e rassicurazione del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, questa mattina nel corso del convegno sulla demografia direttamente dal meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Superfluo dire come la cosa abbia indispettito diversi tra i presenti, suscitando risatine di rimprovero e scherno come quelle del sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, dalle battute per i più fuori luogo e decisamente imbarazzanti. No, intanto spero che, adesso dirò a qualche romagnolo che va in piazza San Marco di non urlare Romagna mia, perché non si sa mai. Ma incurante di tanto sarcasmo e derisione, Brugnaro dal canto suo tira dritto, volendo così tranquillizzare quanti tra residenti e turisti popolano il centro storico in Laguna, dove la sicurezza è stata potenziata, rassicura. Adesso lo aumenteremo ancora, perché dobbiamo dare la sensazione alla città, alla cittadinanza, che noi ci siamo, che vogliamo reagire. Così, nel giorno del rientro a Bassano della salma di Ruca Russo, martire del terrorismo a Barcellona, come lo è stata la veneziana Valeria Solesin al Bataclan di Parigi. La memoria di questa ragazza è in 2 parti. Una, ricordiamo dei terroristi disgraziati e vigliacchi, che in Italia devono essere battuti, quantomeno pensiamo a casa nostra e continueremo. E oggi, anche da Rimini, l'idea di Brugnaro sul presidio militare anche lungo i confini. Con un blocco navale umanitario, dove noi salviamo le persone in mare, ma poi non possiamo consentire che tutti possano venire. Anche in Zambia ti chiedono il passaporto per entrare.